Iniziamo con una memoria di un nostro concittadino onorario. Tito Ru era cittadino bitese, grande storico del Risorgimento e grande storico del nostro Giorgio Asproni, e anche un'amicizia personale, perciò è una memoria commossa. Lo ricordiamo per ringraziarlo ancora. E andiamo con i saluti ufficiali del sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini. Anche per noi, per l'amministrazione comunale, per la comunità di Bitti è doveroso ricordare il professor Tito Ru, al quale a lui e alla sua famiglia va un ricordo affettuoso delle esperienze fatte insieme e il ringraziamento per la grande fatica che veramente ha messo in campo per sostenerci e aiutarci nel 2008, in particolare nelle 4 giornate di commemorazione per il bicentenario della nascita di Giorgio Asproni. Insomma, le nostre parole di ringraziamento non saranno mai sufficienti per quanto lui ha fatto, ma al contempo la cittadinanza onoraria riconosciuta dal Consiglio Comunale di Bitti credo che renda onore a una persona a cui abbiamo voluto bene e che ha dimostrato un grandissimo legame nei confronti della comunità di Bitti. Stamattina c'è stato un bellissimo appuntamento qua a Bitti con i ragazzi della scuola, fortemente voluto dal professor Pulighetto, che è qua in sala con noi e che anche lui è stato nominato nella Fondazione Asproni dalla Regione, ricopre il ruolo di vicepresidente, e lui si sta occupando in modo particolare di impostare, diciamo, tutta un'attività di programmazione nelle scuole, perché sicuramente è da lì che dobbiamo partire, cercando di includere la storia della Sardegna e quindi la storia personale di Giorgio Asproni nei programmi scolastici. Sappiamo che non è facile, sappiamo che è un percorso un po' complesso, però bisogna pure iniziare. Lo spirito dei sardi è intraprendente. Se sarà aiutato con buoni ed opportuni insegnamenti e con una buona educazione, allora l'isola diventerà una delle più nobili province. Questo è un monito, è un augurio, una profezia. Come dire che lo spirito dei sardi è intraprendente per se stesso, ma non si manifesta, secondo Asproni, proprio perché non sono state create le condizioni per farlo. C'è questa potenzialità che non si diventa operativa, appunto. E se questo invece avviene con buoni e opportuni insegnamenti e con una educazione, allora diventerà una delle più nobili. Quindi l'insegnamento in conclusione è la pedagogia della libertà e il principio della responsabilità. Il primo pensiero non rituale va al professor Tito Ru, al quale è dedicato questo lavoro e del quale, al di là di tutto, mi onoro di essere stato amico e col quale in qualche momento, in qualche fase della vita, ho avuto un rapporto quasi filiale. Il saluto e il ringraziamento a voi tutti presenti, a chi viene da fuori prima di tutto, al sindaco che ha voluto portare a termine questo impegno quasi decennale, al poderoso lavoro di Francesca Pau, portato avanti con competenza scientifica e motivazione ideale, ai tanti relatori che con più o meno sollecitudine hanno rifinito i loro contributi e consentito di consegnare alla divulgazione le tante notizie e le riflessioni attorno alla vita e alle opere di Giorgio Asproni. La dottoressa Marinella Ferraico-Gortu, che ha ereditato dal professor Ru il ruolo di stimolo per proseguire l'iniziativa,
all'editore Paolo Sorba per la cura con cui ha seguito la genesi di quest'opera, agli assessori della Regione Sarda più coraggiosi che hanno letto nel convegno e in questi atti un contributo importante per scrivere la storia del popolo sardo attraverso la valorizzazione dei nostri patrioti. Ho apprezzato molto che la festa del popolo sardo, Sadiessa Sardegna, sia stata dedicata quest'anno a Giorgio Asproni, che della Sardegna e dei suoi mali si è fatto carico non solo nell'attività politica, ma con tutto se stesso, con la sua carne, direi. Io devo rifarmi al convegno del 2008 perché in quella sede sono nati questi atti e riassumere brevemente le motivazioni che ne stavano alla base e gli esiti che se ne sono avuti. La prima motivazione era ovviamente quella celebrativa dei 200 anni dalla nascita di Asproni e l'apposito comitato coordinato dal sindaco che nacque attorno all'iniziativa non si limitò a promuovere la posa della nuova lapide al cipo centrale del cimitero, ma sempre ispirato dal professor Ru, chiamato in causa dagli amici asproniani e concittadini bitesi, organizzò il convegno internazionale del bicentenario per il novembre del 2008, sulla cui riuscita e sui cui effetti lascio la parola ai tanti commentatori. Oltre a quello celebrativo, il convegno aveva comunque 3 altri obiettivi di cui possiamo brevemente parlare, anche perché sono intrinsecamente legati e connessi agli atti che oggi presentiamo. L'intento divulgativo sotteso al convegno affrontava non solo il quasi secolare oblio nei confronti di Giorgio Asproni, ma anche la casualità, l'eccezionalità, la volatilità delle iniziative scientifiche attorno alla sua figura. Dopo la pubblicazione dei diari, quasi contemporaneamente al primo centenario della morte, con il convegno e le celebrazioni di Bitti e Roma nel 76, il convegno di Nuoro del 79, il convegno dell'Università di Cagliari del 92 e quello di Bitti e Cagliari nel 2006, che avevano toccato alcuni aspetti della biografia e della politica asproniane, ma sempre in un ambito accademico o legato a celebrazioni o iniziative di associazioni mazziniane e asproniane. Si aveva necessità di fare il punto, di rilanciare e di sistematizzare gli studi asproniani, soprattutto di rilanciare la figura e i messaggi di Asproni prima di tutto nella sua comunità di origine, poi nell'opinione pubblica, nei mezzi di comunicazione, nelle stanze della politica regionale. Il convegno del 2008 ha cercato di cogliere questi obiettivi e l'eco di quel convegno effettivamente creò spazi per la presenza di Asproni negli ambiti che ho citato. E per ultimo, questi atti credo possano servire a rafforzare la divulgazione asproniana. L'altro obiettivo che si voleva raggiungere era il coinvolgimento della scuola, degli studenti liceali che studiano la genesi degli stati nazionali, l'Ottocento romantico, il Risorgimento e i primi passi dello Stato unitario, e gli universitari che approfondiscono queste tematiche nei loro corsi con la possibilità di effettuare ulteriori e più complete letture di un periodo esaltante per la nostra isola e per l'intera storia nazionale. Pare a me che questo obiettivo abbia avuto i migliori risultati, non solo perché gli studenti universitari di Cagliari, e stamane era presente qui il professor ormai Gabriele, che è la studente che aveva presentato una ricerca in quella sede, ora è diventata a sua volta docente. La partecipazione, dicevo, quelli liceali del Michelangelo Pira di Bitti e dell'Asproni di Nuoro hanno partecipato al convegno presentando alcuni elaborati frutto di appassionate ricerche, e qui il merito va anche ai bravi docenti che li hanno seguiti e coordinati, ma anche per gli effetti che quel convegno ha avuto nello smuovere il mondo della scuola, ed oggi se ne vedono alcuni positivi effetti, peraltro ricordati in questi giorni in altri appuntamenti asproniani. Scriveva infatti pochi mesi dopo la conclusione del convegno che, ecco, se si volesse individuare un indicatore preciso per testare la bontà e la qualità del convegno, personalmente indicherei il coinvolgimento dei giovani che hanno dato il segno e la misura dell'interesse suscitato da Asproni anche in queste generazioni di studenti, e la sicura prospettiva che in futuro Asproni sarà studiato, apprezzato e seguito. Ho lasciato per ultimo l'obiettivo scientifico del convegno e degli atti, non perché sia il meno importante, al contrario,
ma per dire che è quello che ci interpellerà nei prossimi anni e che sarà, con il suo compimento indefinito nel tempo, il vero portato di queste iniziative e ne segnerà la continuità. Quando questa vicenda è cominciata, le istituzioni civili e scolastiche e gli asproniani, studiosi o solo curiosi, dichiarati o latenti, avevano a che fare prima di tutto con la dispersione delle fonti asproniane, tra gli atti parlamentari, l'Istituto Etnografico di Nuoro, la Facoltà Teologica di Cagliari, i giornali ed altre sedi meno importanti dal punto di vista quantitativo, comunque indispensabili per una completa definizione della personalità e dell'attività politica di Asproni. E la rada ma continua produzione asproniana presso sedi e università italiane e straniere continuava ad incrementare e perpetuare la dispersione. In prospettiva si ipotizzava quindi un elemento unificante, una struttura agile ma in grado di riunire risorse umane, intellettuali e scientifiche per raccogliere fonti, stimolare e accompagnare nuovi studi e iniziative asproniane. Scrivevo, sempre a margine del convegno, con la piena approvazione di Tito Ru, se il convegno, che pure accolto i suoi obiettivi celebrativi, scientifici e divulgativi, proiettasse nel futuro almeno parte del messaggio asproniano, avrebbe raggiunto tutti e molto più degli obiettivi prefissati. Se poi una fondazione dedicata ad Asproni, con testa e cuore abiti, unisse tutti i suoi estimatori, raccogliesse le fonti e le offrisse alla ricerca e perpetuasse per quanto possibile i valori asproniani, quale bicentenario più utile? Credo che fattualmente la Fondazione Asproni, rilanciata nello scorso ottobre e arricchita di notevoli competenze, possa continuare il percorso tracciato in quell'ormai lontano convegno. E ora, senza entrare nel merito dei ricchi contenuti del volume degli atti, di cui credo ci parlerà Francesca Pau, consentitemi di confessare di ritenermi fortunato e culturalmente e umanamente arricchito dopo aver dato il mio contributo a queste iniziative. Ho vissuto, e non me ne vorrete per questo, ho vissuto sia il convegno sia questi atti, e in tal modo ne parlo, con una direttrice culturale e un sentimento. Penso e parlo di Asproni e mi ritrovo all'interno di un certo autobiografismo bitese. Anche questi atti sono un pezzo importante per la ricostruzione dell'identità bitese, come ha scritto il sindaco nella sua presentazione. È un'identità ampiamente vissuta e descritta in varie parti degli atti, in particolare negli interventi della tavola rotonda finale di Raimondo Turtas e di Bacchesio Bandino sulla personalità del nostro, sui vizi e virtù mutuati nel bene e nel male dalla sua bitesità, e ancora prima nell'iconografia asproniana di Giulio Albergoni e nel mio stesso contributo su Museo e Asproni. Ma anche Tito Ru, per un osservatore attento, ha sempre spiegato gli atteggiamenti e i comportamenti di Asproni con il suo vissuto e i legami col paese natio, e tanti altri relatori hanno messo in evidenza i legami di Asproni con questa comunità. Questo non per rispondere o polemizzare con il grande Manlio Brigaglia, che nella prefazione al pregevole volume del gruppo di ricerca del liceo classico Asproni di Nuoro, Giorgio Asproni nel nome della rivoluzione, lamentandosi della meraviglia che provano tanti e anche tanti studenti nel percepire e poi accertare dopo la lettura di queste pubblicazioni la presenza a buon diritto di Asproni tra i costruttori più importanti dell'unità nazionale. Faccio una parentesi, stamattina un bambino di terza media ha detto: ma se Giorgio Asproni era così importante, come mai non c'è nel libro di storia? Chiudo. Brigaglia si dice preoccupato che tale meraviglia sia sentimento comune a tanti giovani sardi e affaccia il sospetto, dice, che anche nel suo paese natale, che si vanta di averlo avuto cittadino e ne conserva e onora pubblicamente la memoria, sia meno conosciuto e ricordato di quanto gli spetta. La nostra risposta non deve essere polemica, neanche Brigaglia lo è, e casomai benevolmente provocatoria. Risposta dunque non polemica, ma costruttiva, anche perché lo stesso Brigaglia si spende molto sull'importanza della storia locale rispetto alla storia nazionale ed europea, e soprattutto
interpella il ruolo della scuola nello studio e nella valorizzazione della storia locale. Certo è che un approccio ispirato anche da involontario dilettantismo alla storia locale può far scoprire inaspettati elementi che legano e spiegano il presente e talvolta il futuro agli avvenimenti più importanti del passato. Ma la scuola può giocare un ruolo determinante e apprezzo molto che fra i primi passi della rinnovata Fondazione Asproni vi sia un legame programmatico profondo con le autorità scolastiche regionali e con la stessa Regione Sarda, in questo caso vicina e culturalmente attrezzata per incidere sull'introduzione e sviluppo di speciali progetti di studio nei programmi curricolari. In tal modo alcuni aspetti ancora oscuri o incompleti o controversi della vicenda umana e politica di Asproni potranno essere illuminati meglio. In questo mio piccolo intervento voglio lasciare prevalentemente lo spazio agli illustri studiosi qui presenti. Volevo innanzitutto mettere in evidenza magari una difficoltà che ho riscontrato nel portare avanti poi la curatela di questo volume. Da una parte quindi c'è stata, diciamo, la necessità, possiamo dire, di armonizzare due punti di vista. Da una parte la necessità di far rivivere quel momento, quelle giornate in tutta la loro intensità. Io mi ricordo ancora dottoranda di ricerca, fu la mia prima grande possibilità di convegno. Il professor Orru mi diede questa grande opportunità, perché era proprio una sua caratteristica coinvolgere tutti noi giovani studiosi, saperci valorizzare e poi avere anche la generosità, che non è di tutti, di proporci poi nei convegni. Quindi questa necessità forte di far rivivere quelli che erano stati i propositi di quelle giornate dense di tematiche, di aspetti che fino allora avevo ignorato perché ero all'inizio del mio percorso di dottorato di ricerca, e dall'altra la necessità di aggiornare questi studi. Quindi c'è stata anche questa fatica sia da parte dei relatori sia mia di cercare di aggiornare tutti gli studi. Quindi è vero che sono gli atti di quel convegno del 2008, ma in realtà sono studi aggiornati, questo ci tengo ad evidenziarlo, quindi non c'è questa mancanza. Come dicevo, appunto, ho citato la figura del professor Orru. Per me è doveroso ricordarlo perché è stato il mio maestro di studi sardi, come lo chiamavo io, e mi ha sempre dato quella carica per continuare quotidianamente. È stato un punto di riferimento e continua ad esserlo tuttora. Infatti nell'introduzione faccio riferimento proprio a quel libro dei sogni che lui mi invitava sempre a non abbandonare. Quando mi vedeva un po' provata, magari mi diceva: Francesca, non abbandonare mai il tuo libro dei sogni. E penso al ruolo fondamentale che gli insegnanti, appunto, abbiamo visto anche questa mattina con il professor Puglietto, che ha avuto un ruolo guida col liceo Giorgio Asproni, possono avere nella vita dei ragazzi. E per me è stato il professor Orru, che io incontrai proprio pochi giorni prima della sua scomparsa, e mi parlò proprio del volume di atti. Gli premeva farlo uscire il prima possibile, poi purtroppo il percorso è stato un po' più lungo, però sono contenta di aver onorato quella promessa tanto sentita. Spero che questo volume sia un contributo per inquadrare, per approfondire la personalità di Asproni, non dico in tutte le sfumature, perché più vado avanti negli studi più mi rendo conto che Asproni non si esaurisce mai. Più approfondisco la sua figura, più colgo degli aspetti che prima non avevo colto, come con Asproni giornalista,
è stato, ricordiamo, direttore di importanti testate mazziniane, corrispondente sin dal 1848 fino alla sua morte nel 1876, più ovviamente la sua attività di parlamentare, 12 legislature. Diego Carro giustamente metteva in evidenza alcuni degli aspetti che non sono stati ancora studiati, e ce ne sono tanti ancora. Una caratteristica dei saggi all'interno del libro è l'approccio comparativo, e io credo che, come mette in evidenza anche la professoressa Cerina, acquisti ancora più profondità il personaggio di Asproni confrontandolo con altri. Quindi esce fuori un Asproni nelle relazioni umane interessante, molto, molto particolare. Poi c'è non solo l'Asproni nelle relazioni umane, ma anche un Asproni che si relaziona al mondo dell'arte. Anche quello è un aspetto che forse è stato anche sottovalutato, la sua attenzione all'aspetto artistico. Asproni è la questione femminile, come dicevo prima della professoressa Corrias. Quindi viene fuori un ritratto quasi completo, non posso dire completo. Io in particolare mi sono occupata del confronto con Giovanni Battista Duveri, due percorsi apparentemente diversi, come dicevamo col professor Massagrati, però uniti insieme da solidi principi repubblicani mazziniani che hanno percorso la loro vita. Io spero che questo libro possa essere un invito a tutti i ragazzi che si stanno formando ad approfondire queste figure. Lo dicevamo anche questa mattina con i ragazzi, si sta perdendo di vista l'importanza di questi studi umanistici, per valorizzare invece maggiormente degli studi che sono orientati a un risultato immediato. Studiare questi personaggi significa invece sviluppare un'anima deliberativa, un'anima critica, un'anima consapevole. Senza questo approfondimento io credo che non si possa porre argine a quello che è il decadimento della nostra realtà attuale. Come diceva appunto Socrate, la democrazia è un cavallo nobile ma allo stesso tempo non tollerante. Ha bisogno sempre di essere arginata. Studiare Asproni significa proprio sviluppare questa virtù, tra virgolette, quest'anima critica, questa coscienza, quella che Asproni definiva una padronanza di sé, no? La padronanza che deriva dalla coesistenza, lo diceva citando Vico, tra l'altro, del sapere, del volere e del potere. A nulla serve ovviamente un'istituzione di carattere repubblicano se l'uomo non è consapevole, e su questa consapevolezza Asproni agisce, sulla crescita anzi di questa consapevolezza Asproni agisce come scrittore, come giornalista, come memorialista appunto, come parlamentare. La sua azione è costante, proprio tesa allo sviluppo di quella coscienza critica, e penso che nel volume emerga questo. Spero che possa essere accolto positivamente e costruttivamente in questo senso. Vi ringrazio tutti.
Dico, dopo tanto girovagare nel tempo, nelle difficoltà, negli ostacoli, Asproni è tornato a Bitti con questo poderoso volume, richiamando l'attenzione dei bittesi. Qui c'è l'alfabeto Francesca, la storia non invecchia. Perché cos'è che non è invecchiata? L'attualità del messaggio di Asproni che non è invecchiato, il suo impegno per il territorio. Chi appunto più di lui col suo esempio di vita può dirci che la rinascita parte dalla militanza civile, di cui lui è stato mirabile esempio, e quindi noi dobbiamo fare tesoro del suo lascito. E l'inserimento anche appunto di Asproni nell'ambito del Sardie, che è giornata identitaria sarda. Ecco, parliamo di identità. Cosa intendiamo? Questa identità, professor Bandino, insomma, è sulla bocca di tutti, ma forse nella testa di pochi cosa si intende per identità. Non si può parlare di identità se non sappiamo chi siamo, da dove veniamo. Quindi la conoscenza del nostro passato, della storia, del ruolo che abbiamo avuto e che dobbiamo continuare a avere all'interno appunto di questa Repubblica Italiana. E quindi dalla conoscenza, quindi dei 7 volumi degli Asproni, che sono un libro di storia del Risorgimento. Cioè, e lui questi diari li ha scritti per noi, perché li leggessimo, perché ne facessimo tesoro. Cioè, quando uno scrive memorie e diari, anche se dice queste le ho scritte soltanto per me, non è vero, le scrive perché vengano lette. E quindi io auspico anche una maggiore diffusione dei diari Asproni, cioè devono essere uno strumento che è più facilmente accessibile, perché questi volumi un po' ce li stiamo strappando di qua e di là, chi ce li ha, chi non ce li ha. Io suggerirei addirittura di digitalizzarli e di metterli in rete, adesso non so per i diritti d'autore. Tornando a questi atti, sono tutti veramente gli atti dei convegni asproniani hanno una scientificità durevole. Ognuno di questi convegni, da quello del 77, degli anni 90, sono un punto fermo. Penso al convegno di Nuoro del 79, che è della prolusione di Giovanni Spadolini, e quindi questo ci deve appunto dire che questi atti sono un patrimonio di scienza e di conoscenza. E in questo volume sono ancora più preziosi perché tanti degli studiosi asproniani non ci sono più, non solo il professor Ru, che comunque ha seminato bene con Francesca, con Diego Caro, sta venendo su un albero rigoglioso. Io un po' mi disperdo più anche con altri personaggi. Il professor Colombo, Arturo Colombo, anche lui non c'è più. Gigi Lotti, quale studioso di Asproni, la professoressa Cerina, lo stesso professor Lungo Carcassi, che era un luminare della medicina e che ci ha dato questo profilo medico di Giorgio Asproni, che io trovo molto interessante. Lui studiava i personaggi della storia, era un clinico di grande livello, sia attraverso studiando delle malattie, cioè che incidono nella vita delle persone. Quindi diciamo appunto in questi atti ci sono dei contributi veramente preziosi, perché sono studiosi che non sono più tra noi, che hanno studiato Asproni negli anni e che quindi ci hanno lasciato un punto veramente solido. E quindi io ritengo che questi atti siano l'avvio per una ripresa degli studi asproniani. Raccolgo appunto, il professor Ru era un frequentatore di archivi, delle fonti, cioè noi dobbiamo non solo presentare ai giovani gli atti dei convegni, ma dobbiamo raccogliere le fonti. Questo è per il professore
e anche per me, per il lavoro che ho sempre fatto, cioè le fonti asproniane sono sparse tra l'isola di Nuoro, il fondo dell'Ogu della Teologica di Cagliari, e non sono, cioè, della Digital Library ci sono il carteggio di Asproni, però messo così, come si chiama? La facoltà teologica ha l'inventario digitalizzato, ma cioè bisognerebbe, ecco, creare un centro di documentazione dove queste fonti siano messe a disposizione degli studiosi, dei giovani. I giovani hanno bisogno di formarsi una coscienza critica attraverso lo studio delle fonti. Bisogna quindi creare virtualmente, si dice, no? L'archivio virtuale dei fondi asproniani. Li unifichiamo virtualmente in un unico sito dove Fondazione Asproni, tu vai e trovi, anche se poi materialmente sono a Nuoro, sono a Cagliari, e digitalizzare il più possibile. Il professor Rumi aveva fatto, appunto, lui amava molti personaggi e quindi un po' mi ha, appunto, indirizzato, perché la storia la fanno le persone, insomma, dietro i fatti, gli avvenimenti ci sono gli uomini. Io stessa in questo contributo ho esaminato l'amicizia, che è una bellissima amicizia tra Asproni e Giovanni Siotto Pintorri, così diversi, ma che ci sono delle pagine nei diari che sono veramente, anche era un uomo di un'arguzia, Asproni. Siotto non era da per suo, però appunto queste fonti vanno non soltanto riportate, ma messe a disposizione. I carteggi asproniani, c'è ancora tanta documentazione in giro su Asproni. Io, imbattendo un esempio su, appunto, i rapporti tra Coccorto e Zanardelli, nell'archivio Zanardelli di Brescia ho trovato una lettera di Asproni a carissimo Zanardelli. Quindi questo ti dice anche come, appunto, Asproni con tutti i protagonisti del Risorgimento aveva dei legami di amicizia. Infatti il professor Rumi diceva: guarda che Coccorto, quando nel 1876 entra con la sinistra del Parlamento, accoglie il testimone da Asproni, perché quando entra in Parlamento chi sono i suoi interlocutori? Zanardelli, Cairoli, e questi chi erano? Erano gli interlocutori di Asproni. Quindi anche questa è un'opera di scavo che va fatta. Poi un telegramma di Asproni e Comini. Adesso gli archivi, ci sono gli strumenti, sono abbastanza in rete, quindi possiamo recuperare attraverso, appunto, quello che è già pubblicato, e poi, appunto, il professor Ru sapeva che c'era ancora documentazione asproniana in giro che andrebbe, e quindi quella di Asproni è una esperienza che comincia, diciamo, non appena oggi diremmo metti i calzoni lunghi, i pantaloni lunghi, cioè verso i 18 anni, con le cose del seminario, no? I contrasti con le autorità ecclesiastiche e le difficoltà della sua vita religiosa, e prosegue poi attraverso la sua formazione, il suo apprendimento, che non è un apprendimento come quello di Tuveri fondamentalmente sui padri della Chiesa, no? Ma è un apprendimento, ce l'ha fatto vedere Francesca Paolo, ce l'ha fatto vedere anche bene. Anzi, io qui colgo l'occasione per fare ammenda di quello che è stato forse un mio errore di valutazione, per quando lei ci mette di fronte all'importanza che ha avuto Romagnosi nella vita del personaggio, il pensiero di Romagnosi, l'idea di democrazia costituzionale che c'è in Romagnosi. Io lì ho eccepito qualcosa che non mi tornava bene, insomma. Devo riconoscere che invece il pensiero di Romagnosi c'è, anche se quella è una teoria, e Asproni la teoria a un certo punto se la lascia alle spalle e poi la realizza, diciamo così, nella sua militanza repubblicana,
nella sua militanza parlamentare, proprio nella sua vita vissuta. Quindi questa vita è qualcosa, questa parola vita è una parola che va tenuta presente. E ricordo Orrù, proprio Tito Orrù, persona di cui forse non si rimpiangerà mai troppo la scomparsa, direi anche un po' prematura, no? Perché tutto sommato è andato via, purtroppo quando ancora gli mancavano e poteva dare ancora parecchio alla ricerca. Ricordo sempre Orrù che diceva: manca ancora una biografia di Asproni, e lo dicevamo prima appunto con il professor Pulieddu. Una biografia la si deve fare, ma la si può fare soltanto quando non avremo soltanto il diario a disposizione, ma quando avremo la raccolta degli scritti che sono sparsi un po' dappertutto, nei giornali e periodici, e quando avremo un epistolario. E su questi due binari, su questo doppio binario, secondo me c'è da lavorare, e c'è da lavorare in maniera che non credo neanche troppo complicata, perché appunto i mezzi attuali ci mettono in condizione di raccogliere abbastanza facilmente, a parte che molte cose sono state nel frattempo, perché dopo l'uscita del diario i riflettori si sono accesi su Asproni, no? Questa figura che era rimasta un po' al buio per quasi un secolo, improvvisamente si è illuminata e un po' alla volta, e direi anno dopo anno, la figura di Asproni acquista un profilo sempre. È vero che manca la biografia, però fra questo volume, quello del convegno dell'82 e altri saggi che pure sono usciti in tutti questi anni, Asproni ha acquistato una dimensione e una statura come uomo di pensiero e come uomo di battaglia, come uomo politico, che prima non era possibile attribuirgli proprio per la serie. Quindi il lavoro, secondo me, va fatto e si può fare tranquillamente, e ci potremo impegnare, credo, in questa direzione. Tra l'altro, se qualcuno può fare una biografia di Asproni, di Giorgio Asproni, ce l'abbiamo qui vicino, quindi non è che voglio assegnarle il compito per le vacanze, insomma, per carità, però effettivamente una persona così preparata forse è quella che, perché non basta, ripeto, non basta aver letto il diario, bisogna proprio essere entrati nello spirito del tempo, essere entrati nella corrente, in quella corrente di pensiero e di attività quotidiane e di incontri quotidiani che poi ritroviamo nel diario. La vita è questo, la vita è appunto l'insieme delle esperienze umane, delle esperienze intellettuali, delle esperienze politiche, di tutte le sofferenze, dei dolori, delle delusioni, delle amarezze, di tutto ciò che appunto può affliggere un essere o può rendere felice un essere umano nei 68 anni che è vissuta, per esempio, che è durata la vita di Asproni. Asproni e Orrù, io credo che ci sia stata quasi una specie di identità, no? Anche se poi caratterialmente non erano simili. Tito Orrù era dolcissimo, Asproni aveva, come dice il cognome stesso, aveva delle asprezze insomma, che lo rendevano un po' ispido, no? Qualche volta. Però sicuramente si era stabilita una corrente quasi, no? Come dire, quasi di tipo spirituale tra i due personaggi. Ricordo una bellissima definizione che è stata data di Asproni subito dopo la sua morte, e che è stata data addirittura da Antonio Ranieri, che sapete tutti chi era, no? Antonio Ranieri, l'amico di Leopardi, quindi quest'uomo che veniva da molto lontano, che aveva anche lui una ampiezza di vedute nella letteratura, amico di Settembrini, amico di De Santis, amico di tutta la cultura dell'Italia meridionale, ma anche poi appunto attraverso Leopardi di Pietro Giordani, quindi queste figure che non restavano chiuse nel loro orticello. Ecco, questo è un elemento su cui magari richiamerò l'attenzione anche in riferimento ad Asproni tra poco. Però appunto qual era questa definizione? Che eroe antico, che uomo antico. L'aggettivo antico è un aggettivo bellissimo, che secondo me si addice anche un po' a Tito Orrù, perché non vuol dire che uomo all'antica, ma che vuol dire che uomo capace di possedere dentro di sé quelli che sono i fondamenti reali, quindi più solidi e più collaudati
dell'umanità, dell'essere umano, cioè dell'umanesimo addirittura, dell'umanesimo, cioè di tutte quelle qualità che fanno di un uomo un soggetto degno di essere chiamato uomo, che è uomo antico. Tutti e due sono uomini antichi. Per Asproni questo valeva anche tenuto conto poi della sua formazione, no? Che era una formazione di cui abbiamo messo in passato più volte in rilievo l'apporto che gli veniva dalla cultura classica, che era un retaggio notevolissimo, non tanto come dire, erudizione, non tanto come amore per i classici, quindi amore da filologo, ma come amore di quella che era la lezione dei classici, perché all'origine della democrazia, all'origine dei valori della democrazia, che si sostanzia poi di che cosa? Della libertà, della verità e della giustizia. Tueri dice la stessa cosa, Tueri dice la stessa cosa, libertà, verità e giustizia, solo che la praticavano in modo diverso. Asproni pratica questo stesso ideale, libertà, verità e giustizia, che poi dove si realizzano questi tre ideali? In quale istituzione? Nella Repubblica, ovviamente. Perché la Repubblica? Perché è l'unico luogo in cui si realizzano i valori autentici della democrazia, la libertà, la verità e la giustizia. Quindi tutto questo nella Repubblica. Quindi questa lezione che viene da Asproni, che viene in parte anche da Tueri, è una lezione che ha le radici nel pensiero antico, in parte anche nel pensiero moderno, però, perché questo essere antichi poi non vuol dire separarsi, no? Chiudersi rispetto al mondo moderno, vuol dire dare a quello che ci dà la modernità una sua base, una sua origine, una sua solidità, no? Quindi se io conosco il pensiero moderno, appunto quello dell'illuminismo, conosco Romagnosi, conosco Tocqueville, conosco Sismondi, conosco Cattaneo, conosco tutto quello che poi conosco Machiavelli, però io ho alle spalle anche la conoscenza della cultura classica, che non vuol dire fare l'esaltazione nazionalistico-imperialistica di Roma, no? Questa è tutta parcottiglia che Asproni si lascia tranquillamente alle spalle, però vuol dire che in quella civiltà erano emersi, prima ancora del cristianesimo peraltro, perché Sallusti e Tacito non si sono formati nella Roma cristiana, si sono formati nella Roma pre-cristiana. Quindi in quella Roma, in quella civiltà ci sono delle cose che poi, e soprattutto nella Grecia, ovviamente ancora di più nella Grecia di Socrate, ci sono delle cose che possono parlare e possono tornare utili anche a quella che è la personalità dell'uomo moderno, o che dovrebbe essere la personalità dell'uomo moderno. Ecco, tutto questo noi lo troviamo in Asproni e lo troviamo con questo senso della... stamattina è venuto fuori dalle cose che diceva Borghesi, è venuto fuori anche da altre cose che ho sentito, adesso non ricordo precisamente i nomi, però a cosa porta tutto questo? Porta a dare, secondo me, di Asproni una definizione che forse lo solleva anche al di sopra di quella di un grande uomo politico, grande pensatore. Asproni è e resta e sarà sempre negli anni a venire un educatore. Perciò ho trovato giusto che stamattina ci fossero le classi delle scuole e fossero convocati qui a sentire. Perché? Perché dalla voce di Asproni non può venire fuori un discorso, come dire, meschino, no? di rivendicazione, non solo quello, c'è anche certo la critica, ma non può venire solo fuori quel discorso lì, di rivendicazione o di vittimismo, peggio ancora. Dalla voce di Asproni viene fuori un discorso che guarda verso il futuro, che tende a costruire più che a creare macerie o aggiungere altre macerie a quelle che già ci sono. Ne abbiamo già troppe, no? Quindi non credo che dobbiamo picconare ancora. Cerchiamo, forse, io almeno questo è il mio punto di vista, che è il punto di vista come tutti i punti di vista discutibilissimo, però mi sembra che se devo parlare a dei giovani io non mi posso prendere solo la responsabilità di dire guardate, noi veniamo da una serie di errori, da una serie infinita di guasti e di cose. Noi veniamo anche da qualcosa che comunque spiega
il fatto che ci stiamo ancora, insomma, no? che esistiamo ancora. È vero quello che diceva stamattina Borghesi sul fatto che l'Italia che viene fuori è un'Italia criticativa. Mazzini è il primo che demolisce l'operato di Cavour, però nel 1861 pubblica I doveri dell'uomo, che non è un libro fatto per, come dire, spazzare via quello che è stato costruito, ma è un uomo per preparare ecco qui l'educatore, anche qui, no? Così come è Asproni, viene fuori per preparare la classe operaia, che per Mazzini è la classe del futuro, a vivere in questo paese e a trasformarlo anche, perché è inutile a quel punto fare la battaglia contro quello che ha fatto Cavour, è inutile fare la battaglia contro il fatto che il suffragio sia limitato. Ricordo tra l'altro che il suffragio era limitato anche nella culla della democrazia. In Inghilterra se non era il 2% era il 3%, che prima della riforma degli anni 80, cioè certo, le riforme ci stanno anche in Italia arriva al 6%, in Inghilterra, ma l'Inghilterra quanti secoli aveva alle spalle? Questo bisogna pure dirlo, no? Che insomma ci sono delle cose che possono essere fatte soltanto gradualmente. Un paese che ha fatto la Magna Carta nel 1915 forse avrà dei titoli, come dire, di antichità, se vogliamo, antichi anche quelli, dei titoli comunque di primogenitura che all'Italia mancavano. Paese, è stato ricordato stamattina, 95-90% di analfabeti, quindi con la Chiesa che stava lì, con i legittimisti che stavano in agguato da tutte le parti, quindi lasciamo perdere. Però non è questo il problema, appunto, mazzinianamente il problema qual è? Quello di pensare al futuro, di non fermarsi sulla cosa, di andare avanti. E Asproni era d'accordo, perché Asproni in quella Italia non è che rinunzia alla lotta politica, non è che rinunzia, tra l'altro rivela anche una capacità di mediazione o di interlocuzione proprio con quelle forze che spesso critica, no? Con quella sinistra da cui spesso prende le distanze. Però Nicotera è suo amico per tanti anni, e Nicotera non è proprio un esemplare, come dire, oggi Nicotera gode, a parte Capone e a parte me, io Nicotera tutto sommato ho cercato di dimostrarlo anche in un lato non proprio negativo, però Nicotera gode di una fama bruttissima, e Asproni era legatissimo a Nicotera. Quindi con questo mondo, che pure è un mondo discutibile, Asproni non ritiene di dover tagliare i ponti, insomma, di dover tagliare i legami, continua a lavorare, perché comunque se tu ti trovi in una situazione come quella in cui si trova l'Italia dal 61 in avanti e fino al 76, tu o ti spari, ma Asproni credo che fosse contrario al suicidio, no? Giustamente, oppure cerchi di lavorare giorno dopo giorno con gli iscritti, con la parola, col Parlamento, con tutte le relazioni interpersonali, con tutti i mezzi possibili, anche appunto facendo vita politica qui in Sardegna, quindi anche lavorando sulla popolazione della sua isola, alla quale resta legatissimo, per quanto quella di Asproni sia una figura in cui spiccano molto il carattere italiano e forse ancora di più quello europeo, però Asproni resta legatissima alle sue origini, ovviamente, giustamente. L'Italia di allora era molto legata dappertutto, non soltanto i napoletani erano legati alle loro origini, i siciliani erano legati, tutti erano legati, perché era un mondo diverso, quindi eppure Asproni è uno che ha girato mezza Europa, quindi ha conosciuto gente di tutti i paesi, ha parlato con tutte le persone, ha conosciuto Bakunin, insomma, per dire, ecco un altro personaggio, io prima facevo l'elenco di Bakunin, per noi Bakunin è un personaggio mitico, no? La comune del 71, no? Bakunin tra i suoi protagonisti, Asproni ci ha parlato e l'ha anche un po' messo in ridicolo, insomma, perché si poteva permettere anche questo di dire vabbè, poi questo è un po' pazzo, era tagliente nei suoi giudizi, no? il buon Giorgio Asproni. Quindi questo è il suo mondo. In questo mondo bisogna ancora, e si ha ancora la possibilità di fare approfondimenti, di guardare, di andare più in là,
di cercare nuova documentazione, e se c'è da prendere un impegno in questa direzione io lo prendo tranquillamente. Io già dicevo prima al professor Pulichetto, le cose che ci sono all'Historiano io le posso dare, perché tranquillamente sono lì, si fa presto a fare fotocopie, e poi basta creare un corpus di cose da pubblicare, e avremo la prossima tappa, diciamo così, dell'impegno asproniano, perché tra tutte le cose di cui dobbiamo essere grati a questo signore, che ci dà la possibilità di lavorare ancora, no? andare avanti e di incontrarci, e di vederci, e di parlare, e di creare occasioni come queste, che sono sempre occasioni gradevoli, e soprattutto sono occasioni di riflessione. Perché è riuscito questo personaggio? Perché è stato cantato. Appena è nato è stato cantato. Giorgio Asproni Dadri, Supremo Gian de Sacre, di Murtas e Bandini, de Sacre si esprime. Così è stato cantato, appena nato. L'augurio è diventato Supremo e Sacre, il primo della Valle, ma che un altro metta con mano le Sacre, e stiozze e delizie. Quindi chi nasce nell'ordine del canto, dell'augurio e della promessa, il destino gli dà ragione. Bella